benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Inchiesta sugli appalti, 3 arresti a Messina, ai domiciliari il consigliere comunale Maurizio Croce, candidato sindaco alle ultime amministrative e già assessore regionale. Allarme dell'antimafia siciliana, non solo armi e droga, Cosa Nostra sempre più infiltrata nell'economia legale. Il pizzo dilaga, gli imprenditori sottomessi in certi casi cercano la mafia e arrivano a fatturare l'importo dell'estorsione. Scomparso da una comunità di Santa Maria di Licodia un bimbo tunisino di 10 anni. Sembra si sia allontanato volontariamente, ricerche in corso in tutta la provincia di Catania. È la prova più dura della mia vita, ho perso tutto, scrive alla madre Filippo Mosca, il giovane nisseno condannato in primo grado a 8 anni per droga in Romania e detenuto in condizioni insopportabili. Il 19 aprile la sentenza d'appello. Arrivato in Sicilia su un barcone, il nigeriano Lucky oggi è un aiutante della polizia di Catania, ha appena bloccato un topo d'auto e al tunisino finito in manette dice: trovati un lavoro e stringiamoci forte per una vita bellissima. Contro il caro voli in arrivo per Pasqua, mossa di Schifani, non solo per Roma e Milano, ma per tutte le destinazioni le tariffe scenderanno per i siciliani del 25%. Dai rischi dell'intelligenza artificiale ai pericoli dei social fino all'emergenza educativa. Abbiamo incontrato a Catania Don Di Noto, fondatore dell'associazione Meter, che si batte contro la pedofilia e per la tutela dell'infanzia anche nella rete. Calcio, anticipo di campionato domani per il Catania contro il Cerignola, a Zeoli giocheranno i migliori. Bentrovati, inchiesta sugli appalti, 3 arresti a Messina, ai domiciliari il consigliere comunale Maurizio Croce, candidato sindaco alle ultime amministrative, già assessore regionale e responsabile della commissione dissesto idrogeologico. Francesco Triolo. Rolex, lavori edili gratis e mazzette, un sistema di corruzione che ruotava attorno ai cantieri contro il dissesto idrogeologico nel Messinese, che oggi ha portato a 3 misure cautelari eseguite dai finanzieri del comando provinciale di Messina, 2 agli arresti domiciliari ed una interdittiva della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione. L'inchiesta riqualificazione ambientale, risanamento igienico dell'alveo del torrente Catarati Bisconte ha scoperchiato una serie di fatti corruttivi concernenti l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti promossi dal commissario di governo contro il dissesto idrogeologico per la regione Sicilia Maurizio Croce, finito ai domiciliari insieme con una persona di fiducia, Francesco Carmelo Vazzana, svelata l'esistenza di un rapporto privilegiato consolidatosi nel tempo tra Croce, il rappresentante legale dell'impresa esecutrice dei lavori Giuseppe Capizzi, sindaco di Maletto in provincia di Catania, quest'ultimo per ottenere una più favorevole e celere gestione delle fasi esecutive dell'appalto, ovvero per garantirsi future commesse pubbliche in accordo con il vertice della struttura commissariale, ha erogato utilità varie ai funzionari incaricati di sovrintendere all'opera e segnatamente sia al direttore dei lavori sia al funzionario incaricato di validare i lavori svolti, utilità che consistevano nell'effettuazione di lavori edili presso abitazioni private risultate nella disponibilità dei medesimi funzionari pubblici per importi complessivi quantificati in circa 80.000 euro, nel pagamento di tasse universitarie per un corso di laurea di un funzionario della struttura commissariale per oltre 7.000 euro. Maurizio Croce, candidato per il centrodestra a sindaco di Messina nel 2022 e attualmente consigliere comunale a Palazzo Zanca, avrebbe ricevuto dall'imprenditore benefici economici sotto forma di finanziamenti illeciti della campagna elettorale per oltre 60.000 euro, con artifici finanziari e fatturazioni per operazioni inesistenti per scongiurare il rischio della ricostruzione della provenienza dei finanziamenti. Ancora documentato come il rappresentante di fatto della società affidataria dell'appalto avesse acquistato un orologio Rolex Daytona del valore di oltre 20.000 euro in favore della persona che intermediava le erogazioni illecite a favore della campagna elettorale di Croce e ha effettuato, sempre a beneficio di quest'ultimo, lavori di ristrutturazione presso un noto negozio di abbigliamento di Messina per un valore di oltre 30.000 euro.
Nonostante le operazioni antimafia, Cosa Nostra resta potente e controlla il territorio. Lo Stato è presente, ma la società civile arretra, tanto che si assiste a una nuova forma di radicamento nell'economia legale, quella delle imprese che vanno a cercare il contatto con il boss prima ancora di essere vittima dell'estorsione. Manlio Viola. La mafia c'è ed è potente, ma per fortuna c'è anche lo Stato con la sua capacità repressiva. Quella che arretra invece è la società civile. E quanto emerge dal rapporto della Commissione parlamentare regionale antimafia, che ha svolto un lavoro di analisi della situazione nell'isola. Sono stati sentiti 302 amministratori locali dei 391 comuni siciliani e alla fine ne esce un quadro in bianco e nero dove le tonalità di grigio sono più dei bianchi. A preoccupare sono soprattutto le estorsioni. C'è un aumento del dato estorsivo con una pericolosa, compiacenza, che non è più solo la paura di denunciare, ma in alcuni casi i segnali che arrivano è che ci sono gli estortori che sono a loro volta estorti e viceversa, cioè il sistema dell'estorsione vede anche una connivenza da parte degli estorti. Arretra intanto il numero di associazioni anti-racket, anche perché la legislazione arretra a sua volta sul fronte delle contribuzioni e si assiste sempre di più a episodi di infiltrazione mafiosa nell'economia legale e persino di imprese regolari che cercano sostegno da parte dei boss per evitare guai. Abbiamo moltissimi casi di imprenditori che si mettono loro stessi a servizio delle cosche mafiose con la cosiddetta messa a posto. Ci sono casi nei quali sono le imprese a cercare i mafiosi per avere, per mettersi sotto il loro dominio. Infine la gestione dei beni confiscati ha creato criticità che hanno costretto molti comuni dell'isola a fronteggiare diverse emergenze, come il mancato sgombero di immobili o la loro occupazione abusiva attraverso l'intimidazione, le condizioni fantiscenti dei beni assegnati o la scelta di amministratori giudiziari non competenti in un determinato ramo dell'azienda sequestrata, che hanno portato a far emergere l'opportunità per i comuni di costituirsi in consorzi per la gestione degli stessi beni. Catania, ore di apprensione per Mohamed, il bambino tunisino di 10 anni scomparso nella notte tra il 12 e il 13 da un'abitazione di via Vittorio Emanuele. Ricerche incessanti, ma nelle ultime ore trapela ottimismo. Ma per le ultimissime sentiamo Tonino De Mana. Finestre serrate, bocche cucite, ma cauto ottimismo sulle sorti di Mohamed Hussein Khalifa, il bambino tunisino di 10 anni scomparso nella notte tra il 12 e il 13 marzo da un'abitazione di via Vittorio Emanuele 124 a Santa Maria di Licodia. Le ricerche dei carabinieri di Paternò sono andate avanti per tutta la notte. Sembra che il bimbo, perfettamente integrato in paese, si sia allontanato spontaneamente dall'abitazione messa a disposizione alla famiglia dalla comunità Irite nell'ambito di un progetto di inclusione. Del caso ieri sera si è occupata anche la trasmissione di Rai 3 Chi l'ha visto. Le forze dell'ordine hanno diffuso una foto. Mohamed è alto 1,45, pesa 50 kg e l'ultima volta è stato visto con un pigiama di colore scuro. Squilla in continuazione il cellulare del sindaco di Santa Maria di Licodia, Giovanni Buttò, in stretto contatto con le forze dell'ordine. Io mi auguro che sia stata una bambinata e che il bambino possa essere trovato il prima possibile e che comunque che stia bene, perché la cosa più importante è questa. Stiamo parlando di un bambino di 10 anni, quindi che ha trascorso una nottata fuori. Quindi io mi auguro che il bambino stia bene. Sono fiducioso perché comunque mi sono sentito con l'arma dei carabinieri e quindi stanno seguendo una pista e loro sono molto fiduciosi, quindi io confido nel lavoro dei carabinieri, confido nel lavoro delle forze dell'ordine, quindi mi auguro che il tutto si possa risolvere soltanto con questa grande paura che abbiamo avuto tutta la comunità licodiese. Non si parla d'altro in paese, che adesso attende solo il lieto epilogo della vicenda. Il caso di Filippo Mosca. Il ragazzo scrive alla madre Ornella una lettera di sfogo in attesa dell'esito del processo di secondo grado. È la prova più dura della mia vita, ho perso tutto. Luca Ciliberti, su un barcone nel 2018, ha la soddisfazione di essere diventato un aiutante della polizia di Catania. Vi presentiamo Lucky, giovane nigeriano che ha sventato un furto in un'auto e al tunisino che è finito in manette ha detto: trova un lavoro e stringiamoci forte per una vita bellissima. Roberta Lunghi.
Quella di Lucky, 24 anni, nigeriano, giunto su un barcone in Italia nel 2018, è la storia di un giovane uomo che, a dispetto dell'indifferenza imperante, non si è girato dall'altra parte. Mentre correva all'ufficio passaporti della questura di Catania, ha notato un'auto parcheggiata sul viale Africa con un deflettore spaccato e dentro qualcuno che frugava sotto i sedili. Per lui un fatto inequivocabile. Che ha detto: questa è tua macchina, lui ha detto: no, vai via. Io già sapevo, visto il vetro spaccato, io già sapevo questo sta rubando qualcosa dentro. Io ho tenuto lui voleva scappare, io ho tenuto vestiti. Il tempo sta passando 2 polizia, lui ha detto: questo sta rubando bossolino. Gli agenti sono arrivati subito, bloccando la colluttazione tra Lucky e il ladro, con un finale ovvio: le manette al giovane tunisino, che si è scoperto essere vittima del crack e con una vita fatta di espedienti e piccoli furti. Ha dimostrato che chiunque può farsi e scoprirsi difensore della legalità, a prescindere che indossi una divisa, a prescindere dal colore della pelle e dal colore della bandiera. Lucky è felice per aver evitato un ulteriore danno al proprietario dell'auto e per l'opportunità che gli diamo di lanciare un appello al tunisino fermato e a chi delinque. Che tu devi cercare lavoro, perché non è difficile. Io ho fatto tanti lavori, io ho fatto lavapiatti, ho fatto campagna, togliere il pepericino. Per favore, stiamo vicini, senza rubare più, perché se noi vicini siamo fortissimi a fare vita andare bellissimo. Per questo ragazzo con la legalità nel cuore, ex aiuto cuoco, un titolo di scuola media preso a Catania, l'orgoglio di sostenere gli studi delle sorelle in Nigeria e un lavoro in una ditta di disinfestazione, il presente a Catania è bellissimo. Resti a Catania, vuoi rimanere? Certo, io prima io andato a Milano, ma è tornato a Catania, non c'è niente più Catania. Catania è bellissimo, posso vivere facilissimo, bellissimo a Catania. Ciao a tutti. Ha ragione, tanti auguri davvero. Caro Voli, dal 15 marzo sconti ai siciliani per tutti gli aeroporti d'Italia. Il provvedimento estende alle altre tratte l'iniziativa, ricorderete, già in corso dall'inizio dell'anno per Milano e Roma. Adesso le tariffe saranno abbattute del 25% per tutte le destinazioni. Marco Cullà. Una nuova iniziativa per contrastare il caro voli che attanaglia la Sicilia da anni. Dal 15 marzo e fino al 31 dicembre tutti i residenti siciliani che viaggeranno verso qualunque aeroporto d'Italia avranno uno sconto sulle tariffe aeree del 25%. Alcune categorie deboli avranno un ulteriore 25% caricando i biglietti nell'apposita piattaforma creata dalla regione siciliana. Lo ha annunciato questa mattina il presidente della regione Renato Schifani nel corso della conferenza stampa convocata per illustrare le nuove misure messe a punto dal governo regionale per contrastare appunto il caro voli. I nuovi sconti entreranno in funzione a metà marzo, quindi sin da subito. Si parte subito, tra qualche minuto sarà pubblicato il decreto presso il sito dell'assessorato regionale ai trasporti, è un decreto assessoriale. Tutti coloro che partiranno dal 15 marzo in poi potranno ottenere lo sconto, anche se il biglietto è stato acquistato qualche giorno prima. Schifani ha sottolineato: in 15 mesi abbiamo fatto un autentico miracolo siciliano per combattere appunto il caro voli. Noi stiamo facendo di tutto per contrastare il caro voli, non possiamo certo imporre alle compagnie di ridurre i prezzi perché non credo esista una norma del genere. Il governo nazionale lo sta facendo con il decreto Urso, dando più poteri all'antitrust per evitare posizioni di cartello. Più di questo non possiamo, naturalmente, siamo in un'economia di libero mercato e ogni compagnia applica le proprie tariffe. Aumentare la concorrenza, aumentare il numero di vettori che possano servire alla Sicilia. Su questo noi stiamo lavorando, abbiamo ottenuto che venisse un terzo vettore del quale ho parlato all'Aeroitalia che ha rotto quel cartello, ci auguriamo e lavoreremo con l'assessore per incentivare altri vettori a raggiungere la nostra terra. Dai rischi sul web dell'intelligenza artificiale ai social, passando per l'emergenza educativa. Tonino De Mana ha intercettato in un convegno a Catania Don Fortunato Di Noto, che è il fondatore dell'associazione Meter, che si batte contro la pedofilia e la tutela dell'infanzia anche nella rete. Sentiamo l'intervista. Don Fortunato, lei ha definito l'intelligenza artificiale una nuova avventura, perché?
Ma è un'avventura perché, pur generata dall'intelligenza dell'uomo, perché non dobbiamo dimenticare che è questa la sua origine, ci pone ovviamente in una strada totalmente nuova. Primo, per la questione delle grandi opportunità che l'intelligenza artificiale dà, nella sua straordinaria capacità della memoria, dell'analizzare i dati che immettiamo noi nelle macchine. Evidentemente questo contribuirà ad una questione legata al lavoro, alla sicurezza, alla questione legata alla sanità, alla salute. Quindi noi troveremo una intelligenza artificiale che è capace di generare aspetti generativi positivi. Dall'altra parte, evidentemente, tutto questo deve essere sicuramente, così come hanno già definito i guru, coloro che stanno già pensando, di creare un regolamento, un'etica. C'è stato un blitz a Gela nei giorni scorsi e c'è un'emergenza educativa, che la via dell'illegalità sembra più facile da percorrere. Perché? Ma se c'è un'emergenza educativa è perché non viviamo un'avventura educativa, perché forse probabilmente siamo troppo convinti che i nostri ragazzi non hanno bisogno più dei punti di riferimento, forse siamo più convinti che i nostri ragazzi vivono solo di influencer. Molti giovani pensano che i social siano la fonte di informazione. Si può rimediare a questo oppure è troppo tardi? Allora, i social di per sé non sono fonte di informazione, ma sono forme di aggregamento, di aggregazione. Certamente passa anche l'informazione, però bisogna educarsi ad una criticità per leggere le informazioni. Oggi credo che dobbiamo fare delle scuole, ecco, mi appello ad esempio al mondo del giornalismo, ecco, al mondo dell'informazione. Oggi si ricorda il grande Archimede, matematico, fisico e inventore del III secolo a.C. Noi siamo andati nella sua città, Siracusa, dove centinaia di studenti hanno affollato il centro storico portando le sue scoperte fuori dalle aule di studio. Francesco Aloi. Ortigia è invasa dagli studenti, centinaia di ragazzi fuori dalle aule per ricordare il grande Archimede. 14 marzo, 3:14, è il Pi Greco Day. Abbiamo visto appunto una reazione di precipitazione nel quale appunto abbiamo ottenuto il pigmento giallo Van Gogh. Il liceo scientifico Einaudi con diversi istituti comprensivi della città nel centro storico per una giornata di festa, tutto all'insegna della scienza. Questo qui è una rappresentazione del modello standard, sarebbe diciamo il modello che attualmente spiega meglio tutto sulle particelle. All'interno ci sono tutte le particelle che noi conosciamo, tra cui il bosone di Higgs, il più particolare, che è stato scoperto al CERN di Ginevra dove noi siamo andati. Per qualche ora Piazza Duomo diventa il centro del sapere scientifico. Qui ci troviamo qui nella sede di Ortigia al Duomo per festeggiare appunto quello che è il Pi Greco Day e il grande appunto Archimede tramite degli esperimenti chimici. Ma in giro per i vicoli c'è anche una caccia al tesoro, 14 postazioni e 3 ore e 14 minuti di tempo per risolvere il tutto. Gli enigmi sono in questi QR code. 500 ragazzi che rispondono a determinati stimoli, sono 14 tessere dello stomachino di Archimede, ogni tessera ha un quesito e la squadra che avrà raccolto più tessere vincerà. Siracusa quindi celebra il suo genio, con la speranza di non dimenticarlo, mai. La scuola incontra il folklore dei gruppi stranieri, l'iniziativa organizzata nell'ambito della festa del mandorlo in fiore ad Agrigento, mirata a favorire conoscenza multietnica e condivisione dei valori della pace tra gli studenti. Davide Sardo. Il messaggio di pace, solidarietà e fratellanza tra i popoli che caratterizza e tramanda la festa del mandorlo in fiore ad Agrigento coinvolge anche le nuove generazioni. Infatti questa mattina le scuole hanno incontrato le delegazioni e gruppi folk partecipanti alla manifestazione. In piazza Cavour, nel cuore della città dei templi, gli studenti hanno conosciuto usi, costumi e tradizioni di oltre confine, riconoscendo e condividendo il valore della concordia e dell'amicizia. Rappresenta un periodo di pace e di unione, ma deve essere celebrata anche sempre. Per me la giornata del mandorlo in fiore è un modo per conoscere costumi, tradizioni e musica che vengono da altri paesi del
del mondo. Rappresenta un'unione tra tutti i popoli, di culture, tradizioni, religione e costumi diversi. Ci siamo divertiti, abbiamo visto vari gruppi cantare, ballare, è stato molto bello. Basta guerra e sempre pace. Sul palco sono esibiti i gruppi protagonisti del Festival Internazionale del Folklore. Domani pomeriggio sarà la volta della suggestiva e significativa fiaccolata dell'amicizia. Tutti i gruppi sfileranno tra piazze e strade. Nelle mani tante fiaccole, auspicio di un nuovo giorno migliore. Avete sentito? Straordinari quei bambini. Adesso si intitola Testimoni di verità. È una mostra che il Parlamento europeo ha voluto dedicare alla memoria dei giornalisti uccisi dalla mafia. Un progetto che sarà portato anche nelle scuole italiane ed europee per fare memoria. Luca Ciliberti. La storia dei giornalisti uccisi dalla mafia arriva al Parlamento europeo attraverso le immagini e le storie di Pippo Fava, Peppino Impastato, Mario Francese, Beppe Alfano e tanti altri che hanno pagato con la loro vita il prezzo per voler raccontare solo la verità. La mostra si intitola Testimoni di verità, curata dal giornalista e consigliere dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia Franco Nicastro e presentata a Strasburgo insieme al presidente Roberto Guelli e al vicepresidente Salvatore Licastri per onorare i professionisti dell'informazione siciliana costretti negli anni ad operare in condizioni proibitive tra le pressioni della corruzione e della criminalità organizzata che non accetta intromissioni scomode tra gli affari illeciti. Noi portiamo le ferite, ma soprattutto portiamo la memoria, raccontiamo chi ha perso la vita, 8 uccisi dalla mafia, colleghi siciliani, una collega siciliana, Cutuli, uccisa inviata di guerra in Afghanistan. Portiamo sì le ferite, ma portiamo anche la storia di questi colleghi che dimostrano come fare il giornalista, semplicemente fare il giornalista, si può morire perché spesso si è soli, perché spesso si portano avanti delle idee e si portano avanti che cosa? Le notizie che noi dobbiamo dare, magari facendo una doppia conferma, cercando di trovare le fonti e cercando di fare un giornalismo con la schiena dritta. Il presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, in occasione di questa iniziativa e nei giorni in cui si dibatte sulla legge bavaglio alla stampa, ha ricordato Giovanni Falcone e Paolo Borsellino parlando di loro come giudici che hanno fatto tremare i corrotti, i disonesti e i mediocri, perché la loro eredità è il ricordo di chi non si piega. Breve pausa, tra poco il calcio con l'anticipo di campionato del Catania contro il Cerignola. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio. Il Catania domani anticipa al Massimino contro il Cerignola in vista dell'andata della finale di Coppa con il Padova. Zeoli ha presentato poco fa la sfida in conferenza stampa. Marco Carli. Obiettivo ripartenza, 4 partite senza vittoria in campionato, 2 sconfitte in trasferta, Taranto e Avellino, 2 pareggi casalinghi, Monterosi e Potenza. Il Catania, se vuole evitare sorprese, deve provare a sfruttare l'ennesima chance con il Cerignola in casa, squadra autrice di un buon campionato ma ultimamente in difficoltà. Non vince dal 27 gennaio e appena cambiato l'allenatore, il siciliano Giuseppe Raffaele ha sostituito Ivan Tisci. Le considerazioni sulla partita di Zeoli anche in vista della gara di Coppa Italia di martedì col Padova e della condizione di alcuni giocatori come Sturaro. Metterò la miglior formazione possibile e non guardando altre situazioni. È chiaro che poi con i ragazzi ho un confronto sereno sul loro minutaggio, come è stato domenica con Stefano, dove ho apprezzato, ripeto, la sua disponibilità a fare 45 minuti. L'allenatore del Catania, che nell'interregno fra Tabiani e Lucarelli era in panchina anche all'andata, finì 1-0 per i pugliesi, deve fare come sempre in questa stagione i conti con le assenze, anche se recupera Cicerelli e Cianci. Cicerelli a disposizione e adesso stiamo valutando la situazione di Celli e poi non è cambiato nulla, nel senso gli altri Quaini, Di Carmine, Bois non sono disponibili. Ora la classifica ce l'abbiamo tutti davanti e vincendo possono cambiare tante cose, no? Catania Cerignola sarà seguita da Telecolor attraverso diretta stadio, le consuete 3 ore live con collegamenti dal Massimino, interventi da studio e a fine gara le interviste in anteprima. E noi ci fermiamo qui, appuntamento alle 20, grazie e buon pomeriggio.